Buonasera a tutti, visiti voi, tenore le oie, di Binnichi, di Jannaglio, 2026, che siamo già a mese, pari a dire che cominciarne e che siamo già a mese. Bene, come si presenta Sadie oggi è abbastanza bella illuminata, Saida si presenta De Goi, in questo bello sole che illumina una parte di Saida, e poi quando si vede si chiede tutto usato, e in questo sono un pacco di posacurzo, e diamo che non era sotto la vallo de oggi, in effetti non era calcolato tutto da dire, però è calcolato te, diciamo, ecco, cioè, basta nuga, è vero, ma non sono cucuzzane su quello. 13 gradi temperatura massima, 6 gradi temperatura minima, oggi è una azzeccata proprio in nuda. Crasa, cocolato tra die, poi dia deve esplorare, mulinare verso Rasun, cioè verso mezzodie, insomma, dai mezzodie a Saschimbe non si presenta un pacco di abba, 11 gradi massimo, 7 gradi minimo. Bene, cominciamo. Vamos toccamento de dolo de dare, però ecco qua, toccamento de dolo in continente, in Abruzzo, poi incidente al travaglio, in effetti è strutturato il trattore, a Baranza Chimbanno e via il morto Matteo Fadda, fisto del Pasquina Farina, Pelea, e Pompeo Fadda, frate di Diego, giocate minore, generale Diego. Transito ne dà un stoccamento a Sabida, già fritta, poi tanto altri lo giovano mancato in questo tempo. Si interroga e scrasa in continente, però non esco né orario e nel loco, condolenza e pazienza, si famiglia tutto da parte del Bizzi TV. Adioso, Matteo. Poi un attimo Coyote Bizzi, il morto il Luvola 60 anni e via, che è il morto Silvestro Pinna, marito di Pallina la Macchia, sorre di Effisia la Macchia, Bizzichesa, babbo di Giovanna e Salvatore. Si interroga e storia Iovia a Stresa Mesa e Saccaia Santa Maria Assunta, il Lugula. Condolenze e pazienza, sa famiglia tutto dai Bizzi TV. E finalmente diamo pure una nuova de buono, insomma, il toccamento in una scrittura, in una nie, Benedetta Aurora Beatrice Contu Bocco assumunno in terra sarda e lupo di una nie. Buona sorte e buona fortuna, Aurora Beatrice, auguri ormeta, a sua mamma Simona Bocco De Vizi e a suo babbo Alessandro Contu di Onanie. Scusate, prochinesiano sempre manninoso e dizzoroso e la spese ne in salute e fortuna. Andiamo da innanzi, siamo su vedere toccamento adesso a Occhina, adesso a Occhina Sant'Antoni, in Bizzi e in Goreai e in Porchile, che Napoli 6 degli Annaglio 2026 accudite in meta che colamo 1-0 tutto in pari, in allegria e amistà. In Sauchina dei Vizi e dei Goreai, Cumbito e Chena, in sei Porchile solo Cumbito e Sauchina minore ca in dolo pro essere mancato uno priore del suo comitato Pascaleggio, quindi in onore del Pascaleggio, insomma, Occano, Sauchina, Lachene, poi minore e solo chi su Cumbito e non chi sa Chena, commente a chi hanno donzano, anzi a la verità che non l'hanno inventata proprio soldi porchile. A l'appuntamento l'amo su da Chiotto quest'estinule domenica a Salvatore, pensa locale del Sex Isola, convegno, incontro, azienda tessile Cravolo, Eugenia Pinna. E in effetti Eugenia Pinna è tessitrice, textile design, disegnatore insomma de composizione tessile, metà brava insomma, vanno a essere poi intervengono Giuseppe Mellino, sindaco di Nule, Angelo Crapolo e Biagio Crapolo, azienda tessile Crapolo, Eugenia Pinna tessitrice e textile designer, Angelo Stirano direttore artistica,
direzione artistica, coordina Daniela Usai, ufficio stampa. Bene, 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 bene. Il convegno quindi su tessile trapulu che è un'industria di nulle però è in terreno bizzichese. E poi amo l'appuntamento che si marcia alle Sapacche, il 25 di gennaio 2026 è organizzata l'Associazione Cattolica Italiana Diocesi di Nuoro. Arrivano a Pizzinedda pure da ora, a San Nove Mese, arrivano a Chiesa Postale a Piazza Falcone, e c'è Piazza del Mulino praticamente, poi a Sasunnichi, Bessa Marcia, partire da Piazza del Mercato fino a Sumeracolo, poi a mezzodì la messa e Sumeracolo, poi a Sauna pranzo e a 2:30 attività e preghiera finale. Bene, bisemoso, ecco tutto questo è l'appuntamento schiamo in bici. Andiamo come a fare le attero e cioè entriamo sul giornale, questa è Unione Sarda, prima pagina, Ryanair pronta a volare altrove, mancato taglio delle tasse aeroportuali condiziona il futuro dei collegamenti. Poi tra Trump e Teheran la tensione è altissima, anzi qualcuno ospitaliata che questa notte colata è stato l'attacco a Silan. Poi una pagina dessa nuova, Sardegna, troppi abusi sui minori, dall'isola l'appello alla CEI. La Garante per l'infanzia scrive a Batturi, la Chiesa faccia giustizia. E poi non potete mettere i caschetti ad Ardea e Sartiglia, cioè poi lo vediamo, entriamo in merito. Sant'Antonio, falò e tradizioni, via ai riti nel cuore della Sardegna, da Mamoiada d'Orgali e da Uliena Orgosolo comincia il carnevale. Lula, la scalata di Suppuntedu in piazza, celebrazioni di fede e spettacolare abilità. A organizzare i festeggiamenti le famiglie di Sa Tripide e di Sa Spartese. Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate, domani vigilia della festa del santo che secondo la leggenda con uno stratagemma riuscì a rubare il fuoco dall'inferno per portarlo sulla terra. Sarà l'atteso giorno del grande falò che verrà fatto in piazza Lussemburgo, un fuoco particolare visto che all'interno contiene anche l'albero della cucagna, su Puntedo de Sant'Antoni. Il grande palo di legno di Olmo viene messo al centro della catasta di piante di rosmarino che una volta accese inonderanno il paese dell'inconfondibile profumo. Intanto la Tripide, composta da 3 distinte famiglie con la collaborazione del Saspartese, diversi giorni prima dell'evento, nella sede sociale di Via Verdi organizzano accoglienza per i cittadini e visitatori. Un lungo lavoro meticoloso che prevede la preparazione di saranzata, scusa la confittura, su coccone d'urche e la cena a base di carne di pecora. La preparazione del grande falò spetta agli uomini del priorato che dopo aver recuperato un palo ricavato da un albero di olmo alto oltre 10 metri, lo issano al centro della piazza. Tutto intorno viene accostato il rosmarino e le fascine di frasche. In cima viene sistemato il simbolo di Sapanata, premio per il più abile e agile arrampicatore che raggiungerà per primo la parte più alta di su Puntedo. Tutto dovrà essere pronto all'ora prestabilita a partire dalle 18:30 nella chiesa di Santa Maria Assunta. Il parroco dottor Toni Cosedo celebrerà la messa. Seguirà la processione sino a piazza Lussemburgo,
dove dopo aver benedetto Gesù Punteddu e compiuto 3 giri intorno, verrà acceso il falò in un clima di fede e di profonda devozione. Quando le fiamme divoreranno la catasta, inizierà la scalata del palo. Ah, ecco, dopo quindi. Di 10 metri che metterà in mostra la forza dei giovani del paese. Finito lo spettacolo, la festa continuerà con la cena conviviale davanti al grande falò, tra musica, canti e balli fino a notte fonda. Questo è il Luvola, in visti più o meno siamo a te, solo che non è questa usanza del suo Punteddu. Andiamo da innanzi subito le nuove condotte, un'altra diga non serve. Siamo da sempre questa polemica su essa diga de sa baluchente, in occhio che interviene come este su gruppo Abba Nostra interviene su Abba Lucente. Allora, servono soluzioni immediate per risolvere la crisi idrica e non una diga. Questo è il pensiero del coordinamento territoriale di Abba Nostra, che da tempo promuove assemblee e dibattiti sulla questione idrica in Baronia. Nelle ultime settimane la questione acqua è ritornata prepotentemente in cima all'agenda politica, ma rischia di annegare in uno sterile scontro di personalismi politici, spiega in una nota il portavoce del comitato Franco Busacchi. Noi insistiamo sulle posizioni espresse dal 2024 attraverso incontri, raccolta, firme e convegni, uno dei quali presenziato anche dall'assessore regionale ai lavori pubblici Antonio Pio. Ribadiamo che parlare oggi della diga di Abba Lucente è un'arma di distrazione di massa, mentre i problemi sono drammaticamente attuali. In questa distrazione di massa è diventato questo pure un luogo comune, tipo benaltrismo, eccetera, eccetera. L'opzione della nuova diga richiede tempi lunghissimi e un tributo ambientale inaccettabile, spiegano, tanto che il progetto era stato già bocciato in fase di via dal Ministero nel 2009. E vabbè. Andiamo da innanzi. La provincia chiama a confronto tutti i presidi, percorso condiviso per il futuro della scuola. Ribadita la contrarietà a nuovi accorpamenti e la commissione della regione, il commissariamento della regione. Ribadita quindi la contrarietà a nuovi accorpamenti e al commissariamento della regione. Ciccolini: qualsiasi decisione dovrà passare all'interno della conferenza dell'istruzione. E va bene, va bene. Ucraina, la guerra dimenticata. Questo è un articolo di Mario Segni, meta che intende Mario Segni, commenta il titolo. Este quasi azzeccato, che si è proprio dimenticata, ma comunque belle che è dimenticata. Chiunque segue con un minimo di attenzione le vicende della guerra in Ucraina non può non rimanere colpito da un fatto singolare, direi quasi inoppugnabile, ma sinora completamente dimenticato dalla pubblica opinione, mentre le manifestazioni a favore dei palestinesi sono sempre seguite con attenzione e con forte sostegno di opinione pubblica. Assolutamente nulla di tutto questo avviene quando la cronaca ci racconta le tragedie e i drammi che accompagnano spessissimo lo scontro bellico che avviene in Ucraina. Eppure, soprattutto anche qui, non mancano purtroppo tragedie che colpiscono ed emozionano il pubblico, come se il sequestro e la deportazione in Russia dei bambini ucraini, fatto di cui si è occupato addirittura il pontefice, e quanto alle conseguenze che gli eventi bellici potrebbero determinare nei nostri confronti. Si tratta di eventi bellici che avvengono nel cuore dell'Europa, vicino ai nostri confini e quindi direttamente rilevanti in tutta probabilità nei nostri confronti. Ma mentre qualunque iniziativa a favore dei palestinesi è accompagnata da un ampio pubblico sostegno, le vicende
ucraine, anche quando sono accompagnate, come è accaduto negli ultimi giorni, da ampi e documentati servizi televisivi, non scuotono il pubblico, non entrano nel dibattito politico, non ricevono quindi dalla società quel sostegno accalorato e convinto che accompagna il racconto delle vicende nella Cisgiordania. In effetti, dopo di questo a Reione, sono spizzinello ucraino non sono uguali a Sosato. Il pecorino romano a San Diego, il mercato USA più forte dei dazi. Il mercato USA è più forte dei dazi, cioè praticamente è inutile che ponzano dazio sul mercato per sempre. Anche se a fine 2025 l'export del food italiano in USA ha mostrato qualche flessione, però il consorzio di tutela del pecorino romano DOP, protagonista d'eccezione alla prima edizione del Winter Fancy Fair, il nuovo format di fieristico lanciato dalla Specialty Food Association per 3 giorni al San Diego Convention Center, presente il pecorino romano. Un appuntamento che segna l'inizio di una nuova era per uno degli eventi più autorevoli del panorama agroalimentare internazionale e che vede il pecorino romano DOP tra i simboli della qualità e della tradizione casearia italiana. Rinunciare alla berritta per i cavalieri è impensabile, cioè gli iscritti che pescano questa norma, appunto chi è obbligato a porne su caschetto. Andrea Manias dell'associazione protagonista della Sartiglia. Obbligo dei caschetti, Ardea e Sartiglia in rivolta. Eventi equestri. La legge a Bodi impone anche l'uso dei corpetti, da sedile all'appello, norme inapplicabili, intervenga la regione. Feste e tradizioni che si ripetono da secoli, il decreto del governo potrebbe snaturarle. Da Santo Lussurgio a Bonorva diversi comuni temono per gli effetti del provvedimento. Scontro tra M5 Stelle e Forza Italia sui dati negativi della sanità. Per Antoni il report si riferisce a quando al governo della regione c'era Solina. La replica di Cappellacci dovrebbe farsi un giro oggi negli ospedali sardi. Questo è sempre la solita maniera, da Pala in Cordu. Legge di stabilità, arrivano i fondi per i comuni, ma è il solo punto che unisce gli schieramenti, cioè se poi di questo non c'è da intendere, entrare in contiera questo elettorato, però tutto il passo resto, Meloni, fondi in più agli enti locali, è la prima volta che vengono erogati a gennaio, ecco qua, tocca desivantare le cariche cose. Chiesa e abusi, troppe vittime e poche condanne. Denuncia shock del garante dei minori Pulighedu. In Sardegna 37 casi, 35 impuniti, intervenga la CEI. Cioè, questo è stato un problema veramente serio. Non è un atto d'accusa, ma una richiesta di verità. Sono una cattolica praticante, dice la garante regionale per l'infanzia Carla Pulighedu. Ed è proprio per questo che non posso accettare il silenzio, da cui parte una denuncia che scuote la Chiesa sarda e chiama in causa responsabilità rimaste troppo a lungo all'ombra. Ci sono nomi e cognomi e segnalazioni ben circostanziate, non ombre, non solo voci. Nei report riservati che ho potuto vedere i nomi ci sono ed è questo che mi spaventa di più. Carla Pulighedu lo dice con grande preoccupazione. Perché parliamo di persone che in molti casi continuano
a operare all'interno della Chiesa, restando a contatto con famiglie, bambini e adolescenti. Le denunce risalgono anche a diversi anni fa, eppure chi ha commesso l'abuso resta tranquillo al suo posto come se niente fosse accaduto. Un prete è per definizione in mezzo alla gente, non si può nascondere una situazione del genere dietro una falsa ipocrisia. È da qui che parte l'allarme, non solo dai numeri, già pesantissimi, da ciò che quei dati lasciano intravedere. 37 casi di abusi su minori censiti in Sardegna tra il 2020 e il 2025, secondo il report dell'osservatorio. Allora, per, 11 a Cagliari, 11 a Sassari, 8 ad Oristano, 7 a Nuoro, 196 vittime sopravvissute, 171 delle quali erano minorenni al momento degli abusi. Cioè una cosa che non si potete prosciucuare. Lotta all'evasione con un algoritmo, le moderne del reddito naturalmente, redditi e spese alla GX. In Sardegna 5.000 controlli su 395.000 nazionali. 90 chi mista in tutta l'Italia e chi mista in Sardegna. Pecorino Romano, 3 giorni di vetrina a San Diego. L'abbiamo già visto di nascosto, il presidente del consorzio America, primo mercato extraeuropeo, cioè Soldazio praticamente non hanno firmato il commercio. Gioco d'azzardo, sindaci sardi in campo accanto alla chiesa, Papa Leone all'udienza con lanci, piaga che rovina molte famiglie. Questo è vero, cioè il gioco d'azzardo è un problema veramente serio, babbo della famiglia, che hanno anche spende sui nari, i salmacchinedda, che hanno cucinare di attacchi sul bisogno in famiglia. Mai te lo dobbiamo lamentare, la televisione sono prena de trasmissioni, in un swinger e dinari, entro una cassetta è diventato un'attrazione. Cioè, bestie che sono fatti vostri, per esempio, fatti nostri, non riesco manco a ballasinare, da chi non vi chiede nessuna abilità, e uno andata in ie, e solo si su io questa probabilità è sta a favore suo, chi realtà chi sa cassetta prena dei nari. Però così te ha che ti creato una cultura creata di credere che i denari si possa fare il dai nude, che quindi si possa boccare fino al dai al macchinetta. Quindi poi prima creiamo una cultura e poi non lamentiamo che abbatta un dilagare, un spartinare un viso che è corso del suo gioco di azzardo. L'intelligenza artificiale negli studi medici, via la sperimentazione in Sardegna con piattaforma Agenas Mia. È una bella cosa, viene scusa, darà supporto su diagnosi e cure. La Finming, grandi potenzialità, ma ancora da verificare. Aiutare a fare diagnosi, suggerisce esami e farmaci, offre strumenti per gestire i malati cronici, guida nella campagna di prevenzione e segnala i pazienti idonei per screening e vaccinazioni. Si chiama MIA, è la piattaforma Agenas che introduce l'intelligenza artificiale negli studi medici di medicina generale. La sperimentazione è destinata al momento a 1.500 camici bianchi italiani, una ventina quelli sardi. Una stata perfettamente d'accordo. Intanto, in Gavoi, il dottore è andato in pensione, però come este il Sascot, cioè praticamente il reso disponibile per Sascot, che tu visita in una die. Scontri tra M5 Stelle e Forza Italia sui dati negativi della sanità. Questo però l'abbiamo già visto. No, è stato il giornale.
Per Antoni Narata il report si riferisce a quando il governo era... No, questa roba che abbiamo già visto. Scusate, ma siamo stati in dai secoli, non comprendo per quale motivo. Ai comuni 2 miliardi in 3 anni. No, che Unione Sarda, il fondo unico passerà da 570 a 670 milioni. Pronto l'emendamento con l'incremento. Nomine: una grana per la giunta, 6 ricorsi nelle ASL. I manager rimossi si rivolgono al capo dello Stato. Ieri udienza al TAR per Sensi. I direttori generali delle ASL defenestrati illegittimamente dalla giunta Todde si rivolgono a Sergio Mattarella. In 6 hanno presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro la procedura di selezione per la formazione delle rose dei candidati idonei alla nomina dei manager delle aziende sanitarie, indetta a settembre del 2025, quella che ha portato agli elenchi dai quali dovranno essere attinti i nomi per coprire le caselle ancora scoperte delle SL di Cagliari, Sassari e Gallura. Una nuova grana giudiziaria quindi che piove mentre la Presidente Todde tratta ancora con il PD per chiudere il cerchio sugli incarichi ancora da assegnare. I professionisti più quotati si chiamano Joseph Polimeni, Thomas Schael, Paolo Zappalà, ma non è escluso che un DG appena nominato venga trasferito per fare spazio a chi ne è rimasto fuori dal giro. Poteschi, gioco de poltrona, nessuno taglia le tasse, Ryanair vola via, cioè questa tassa che veste, la tassa comunale che poi non è istituita da esso comune ma da essi Stato, non che la querene boccare o a pianare, e quindi Ryanair pare che sì che picche sosa aereo a Tirue. Il nodo dell'addizionale comunale, la regione può ridurla, ma non c'è ancora l'accordo. I pasdaran nelle case dei manifestanti, siamo ai danni del Siran, purtroppo come è successo qui, sono riuscito a controllare la rivoluzione che avete in Iran e quindi come sono cominciate la separazione, cioè sono andati via i saldomo, sono spaldaran, allenarmi a tu l'amo il morto, ricchiere il cadavere deve spaccare e se no non ti lo torniamo. Il capo della magistratura annuncia processi rapidi con condanne a morte. La mattanza di Teheran, mozione bipartisan in Senato, e resta astenito naturalmente 5 Stelle, resta astenito che cerca di decorrere tutti lo scaglio che colano. L'M5 Stelle si astiene, contraria a interventi militari, domani Campo Largo in piazza. Roma, il Parlamento si compatta nella condanna delle repressioni in Iran, ma M5 Stelle si sfila e stimenne chi manca ne so M5 Stelle, tutto il problema è chi timete, chi manca sul drone a Putin, è tutto in questo problema dei 5 Stelle. E quindi ecco poi te asteni. È successo nella Commissione Esteri del Senato, dove i 5 Stelle si sono astenuti sulla mozione presentata dall'azzurra Stefania Craxi. Nel testo, sostenuto da tutti gli altri partiti, l'Aula ha chiesto al governo di attuare ogni iniziativa diplomatica utile per far desistere le autorità di Teheran dall'adozione di misure repressive nei confronti di pacifici manifestanti. Al plauso bipartisan si affiancano gli attacchi rivolti al movimento da parte della maggioranza. Inadeguati, hanno tonato da Forza Italia. Si girano dall'altra parte, il campo largo non esiste.
è stata la posizione espressa da Fratelli d'Italia. Dura la controffensiva dei pentastellati, nessuna lezione degli amici di Netanyahu, nell'ala riformista del PD, più di qualcuno ha storto il naso sul non voto dei 5 Stelle, ma non è arrivato il fuoco amico. Oh ia, 5 Stelle, dai. In mano a un cuculo, c'è uno che il gatto ha piccato su un nido, atto da asse. Groenlandia, gli USA non tornano indietro, vogliamo il controllo, no? Che ha una prepotenza dopo Satira, cioè è ormai il mondo è basato in un bilanciamento delle prepotenze, non sono su tretto suo, esprime la prepotenza, condannata la prepotenza adesso Satira, ma esercita sa sua. Alan Orsoni, Ettore Conti di Un filo rosso di sangue, questa è una storia, un pacchetto mezzana che veste tra in Corsica, insomma, Alan Orsoni, un ex indipendentista che però non fu più indipendentista ma un affarista, è stato molto intolato si interra da sa mamma, gli schiata, che sta a rischio, e Orsoni in qualche maniera in mezzo sopra questa morte di Ettore Contini, un usardo che praticamente ha fatto collaboratore di giustizia che Lombardini, che poi un gruppo di indipendentista scorsicano hanno morto entrando in galera in un paese i prigionieri in Aiaccio, l'hanno morto e da cui poi ha scritto che poi sta accusato questo Contini di aver morto a Gui Orsoni che è sovrata di questo l'anno Orsoni, una storia un pacchetto difficile a comprendere, io non la comprendo che conosco l'ambiente. Iran, Trump prepara l'attacco, il regime avvia le esecuzioni. USA e Italia invitano i loro concittadini a lasciare il paese. In effetti lo giornale sono stampato l'ultima ora di ieri e quindi non iscrivono che Trump poi ha boccato una scusa per non lanciare l'attacco e comunque vai che il cattivo è imprevedibile. Insomma. Copenaghen non rinuncia alla Groenlandia. La Danimarca aperta al dialogo ma ribadisce la sua sovranità nell'Artico e quindi Trump è cercando come di aggirare tutto questo problema. Si conosce la Groenlandia deve colare per forza a diventare americana. Cioè ormai chi è a sua volta deciditi fino a sposarlo. In questo terminiamo il tenore di oggi e non diamo appuntamento torna a casa mentate perché quindi casa bessa uchina ecco come no che non pone saotte no? Occhinata non potete essere ucchinata non esiste il fuoco ma esiste il fuoco. A mezzo vedere di buon a tutto da Bizzi TV. Adioso e mezzo a casa.